oggi i nostri amici dell'OP Trapani e Isole Egadi ci hanno portato delle bellissime boghe, ope, piene di uova, e allora abbiamo deciso di farle alla matalotta, che è un vecchio piatto della tradizione trapanese, con cui si fanno diversi pesci, si fanno anche pesci da scoglio, ma che in campagna si fanno anche le uova alla matalotta. Ma chiaramente è un piatto di mare. Allora abbiamo messo un po' di olio in padella, olio extravergine d'oliva delle nostre valli. Nino. Allora, iniziamo con riscaldare l'olio, mettiamo un po' di cipolla, proprio anche tagliata grossolanamente. Lasciamo andare un po' così. Mettiamo un po' di prezzemolo. Uno spicchio d'aglio mettiamo tagliato grossolano per adesso, così lo lasciamo insaporire. Fogliolino d'alloro e lasciamo cuocere. E allora abbassiamo un po' la fiamma, andiamo a mettere le nostre boghe, saliamo, un po' di pepe, ok. Dopo abbiamo fatto rosolare il pesce, aggiungiamo il pomodoro tagliato a pezzettini e lo lasciamo cuocere. Abbassiamo un attimo la temperatura, mettiamo il coperchio in modo tale che si forma un pochettino di acqua all'interno, mettiamo un pezzettino di limone che ci sta bene. Nel frattempo pestiamo un po' di aglio rosso di Nubia, se preferibilmente, o quello che avete a casa. Una fogliolina di basilico ce la mettiamo sempre in modo tale che dà anche un bel profumo. Un po' di sale. L'aglio aggiungiamo l'aglio ok, lasciamo cuocere un altro 2 minuti. Andiamo a controllare la cottura. Perfetto, possiamo passare all'impiattamento. E allora guardate che meraviglia. Andiamo a mettere il sughetto di cottura l'uovo, pizzico di prezzemolo anche grossolano, pepe, fiorino d'olio per lucidare
Noi abbiamo scelto di utilizzare il pesce intero, ma per chi ha piacere di fare un piatto un po' più elegante o avere meno problemi a tavola, può farsi diliscare il pesce sempre dal pescatore o dalla pescheria di fiducia, in modo da avere dei piccoli filetti che cuociono ancora più velocemente e poi a tavola non hai il problema della lisca. Questa è un'altra soluzione oltre a quella che noi stiamo preparando. Pronto a tavola.